per cantare, a gentile richiesta, c'è molta gente che mi contatta su Facebook, tanta, poi io rispondo in maniera educata perché sono una persona civile e poi non credono che sia io. Me lo aprite il microfono, è quello rosso. Dedicata a tutti, questa canzone scritta pensando a quello che sta facendo accadere Facebook. Petraroli, vuoi cantarla con me? Vieni. Enrico però. Sì. Vieni Valeria, zi Riccardo, siamo in chiusura, Nocerino, vieni. Sergio, mi dà la mano? Un po' di eco perché ho perso la voce. Aspetta. Io pensavo fossi morta, non ti avevo vista più, ed invece m'è chiappata su Facebook pure tu. Io che ti avevo mollata, eri una zecca esagerata, e invece su Facebook la sera m'è chiappata. Oh! Già cominci la mattina, tu Facebook in da cucina, il lavoro è un sacrificio, vuoi Facebook in dall'ufficio, ma Martiello ogni momento non mi fai capire più niente, non lo sa che sta gente, tu Facebook sulla mente, poi t'allucca pure nonna, perché non te ne rispetta, come fai a piglia suona, si Facebook rintolietta, dintolietta, tu Facebook rintolietta, tu Facebook rintolietta. Oh, sì Riccardo, quando una donna dopo tanti anni la acchiappa su Facebook, lei sa cos'è Facebook? Che fa? Facebook, sa cos'è? No. Vabbè, se una donna la acchiappa su Facebook e vuole fare Facebook con lei, deve rispondere così. Era meglio se eri morta, io non ti sopporto più, e perciò fammo piacere, ma va a Facebook solo tu. Yeah. C'è questa orchestra improvvisata. A proposito di Facebook, un momento! Sì. Enzo Calone? Sì, ancora Enzo Calone, quante volte lo nominiamo? Dimmi. Ahimè, ha messo delle strane foto sui nostri Facebook. Vabbè, va a Facebook solo tu, insomma, ecco qua, andiamo, grazie Valeria. Allora, il momento tanto atteso è arrivato questa sera, Zuccherino, Frizzantino.